Un impegno a tutto campo, dalla lotta all'evasione fiscale alla criminalità organizzata, all'immigrazione clandestina, alla droga. Questa è la Guardia di Finanza che da Agrigento al comando provinciale ha tracciato un bilancio delle attività svolte nel 2014. A parlare il comandante Massimo Sobrà, che ha condensato in 3 grandi branche operative: contrasto ai patrimoni criminali ed illeciti, tutela delle entrate e uscite dei bilanci pubblici, l'attività svolta. Nei confronti della criminalità comune sono state arrestate 7 persone e denunciate 300. Sul fronte della criminalità organizzata sono stati svolti circa 800 controlli in materia di certificazione antimafia e sequestri e confiscati beni per circa 630.000 euro. Nella lotta alla droga arrestati 7 spacciatori e sequestrati complessivamente circa 2,5 kg di sostanze stupefacenti. Lotta dura anche nel contrasto alla nuova frontiera del crimine, il furto di rame con il sequestro di 1.400 kg di oro rosso e la denuncia di 11 persone. Inoltre sono state scoperte frodi per oltre 2.800.000 euro, in particolare quelle sul fronte sanitario. Scoperte 3 imprese agricole fantasma che avevano assunto in modo fittizio 133 falsi braccianti agricoli. Insomma, un'attività a tutto campo, un bilancio ritenuto positivo dal comandante. Un anno positivo. La nostra attività si è improntata essenzialmente a contrastare i fenomeni di illecito accumulo di ricchezze e a contrastare l'attività dei cosiddetti delinquenti fiscali per cercare di venire incontro e tutelare la parte sana della popolazione che purtroppo ancora dopo tanti anni si dibatte in una crisi finanziaria che adesso speriamo che possa avviarsi verso una conclusione, ma che ancora per il 2014 ha attanagliato il territorio e soprattutto le regioni e le province quali quella di Agrigento e la regione Sicilia, in cui la situazione di partenza purtroppo per dati oggettivi non era particolarmente rosea. L'attività è stata positiva, senza adesso dare numeri che riempiono sempre, sembrano sempre roboanti, ma diciamo che abbiamo cercato di improntare il nostro operato sempre più a criteri di concretezza, efficacia, efficienza, celerità. Tra i casi a cui vi siete interessati ce n'è uno famoso, ovvero lo scandalo al comune di Agrigento per i gettoni, i rimborsi alle commissioni. So che c'è un'indagine in corso, a che punto è? Beh, l'indagine è in corso già da qualche mese. Chiaramente sui dettagli di questa indagine in questo momento c'è il segreto istruttorio, come potete immaginare. C'è da dire che comunque la compagnia Guardia di Finanza ha acquisito gran parte della documentazione che è stata prodotta in questi anni nell'ultima legislatura e sono stati approfonditi diversi filoni di indagine. Sono molti gli aspetti che abbiamo ritenuto degni di attenzione e che ipotizziamo a breve possano portare all'emersione di fatti probabilmente costituenti reato.